chiamo Monica Daniele, abito a Venezia, sono nata a Venezia. La mia attività è iniziata nel 1994 con una ricerca sui costumi storici, ma poi è cambiata in moda per la quotidianità, per tutti i giorni, con i cappelli o con i tabarri. Il mio mestiere consiste nella realizzazione di cappelli per l'inverno o per l'estate o anche per delle occasioni importanti e poi nella realizzazione di capospalla, il tabarro, che è un indumento che ha delle radici molto antiche ma che noi riproponiamo oggi nella modernità. E io non ho un prodotto solo per turisti, anzi mi sono sempre tenuta alla larga dal prodotto turistico, ho sempre pensato di vendere dei cappelli per l'utilità, quindi possono essere di utilità anche per i veneziani. Abbiamo fatto delle ricerche storiche di questa localizzazione della città, dove abbiamo scoperto che Giacomo Casanova è stato proprio qui dentro a questo negozio, in quanto questo era un'antica torrefazione di caffè. Abbiamo attaccato una targa esterna in memoria di questo nato personaggio che spesso a Venezia non viene molto citato. E non vivrei in nessun'altra città oltre a questa. Quando vado via da questa città non vedo l'ora di tornare. E poi ho la casa qui a Venezia e davanti all'acqua e credo che non potrei rinunciare. Allora, il futuro della città mi auguro che sia sempre migliore. I momenti più belli di Venezia si sono alternati, sono sempre stati alti e bassi come ovunque. Quindi spero nel futuro in un miglioramento e spero che i miei figli continuino a vivere in questa città. Un'attività passa di generazione in generazione, più si rinforza, più si ingrandisce. Mi auguro questo.